personale è operativo già da un anno, ma oggi era la giornata del taglio del nastro, la presentazione ufficiale della nuova caserma dei Carabinieri di Casale alla cittadinanza. Cittadinanza che ha risposto numerosa. In centinaia oggi hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, presenti le massime autorità delle forze dell'ordine della provincia e il vescovo emerito di Treviso, Monsignor Magnani. Proprio in fasi come questa, in cui le difficoltà di natura economica danno un po' anche sotto il profilo criminale una impennata dei reati, soprattutto predatori, l'antidoto è dato sicuramente da una copertura del territorio attraverso la prevenzione, quindi più pattuglie, più unità ci sono sul territorio meglio è, va meglio per tutti. Il presidio di Casale sul Sile vigila su di una popolazione di circa 12.000 abitanti, al confine con la provincia di Venezia e di supporto nei comuni di Preganziol, Mogliano, Casier, Roncade e Silea. Da quando è attiva la nuova caserma, nel territorio comunale si è registrata una sensibile diminuzione dei reati, soprattutto di quelli predatori, segno che anche la prevenzione, attraverso la presenza sul territorio, costituisce ancora il più valido deterrente contro la criminalità. I carabinieri non è che possono naturalmente fare i miracoli, ma possono al limite cercare di prevenire, cercare di individuare eventuali colpevoli, possono aiutare la gente a dare dei consigli in modo tale da evitare che ci siano le intrusioni nelle case o ci siano, diciamo, degli atti di vandalismo. Quindi indubbiamente anche nelle difficoltà possono diventare una risorsa.